Martedì 29 novembre 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Notizia in primo piano, purtroppo una tragedia che ha colpito una famiglia bellunese. Christian aiuterà altri bambini. Il papà del bambino di 15 mesi morto per una meningite, doneremo i suoi organi. Oggi i funerali a Cavarzano. Il suo orsetto preferito è il suo Minion Cayman nel lettino ormai vuoto. Christian non potrà più giocarci, non c'è più quel bimbo vivace che ormai a 15 mesi parlava e camminava. È morto, un decesso avvenuto per una meningite pneumococcica rara e fulminante. Il suo cuore batterà per un altro piccolo, il suo fegato aiuterà altri bimbi. Infatti, con grande generosità i genitori, mamma Olesia Stavanstan, operaia di Luxottica, e papà Nozariv Lozovici, dipendente della Telios, che abitano a Cavarzano, hanno consentito l'espianto degli organi del loro figlioletto. In queste ore una marea di messaggi di vicinanza da tutta la provincia, non solo. È oggi il giorno più duro, dire addio al loro primo e unico figlio che era la loro ragione di vita. I funerali si celebreranno nella chiesa di Cavarzano alle 15 nella piccola bara. Il bambolotto preferito di Christian ci farà compagnia, dice il padre, provato dal dolore. L'USL numero 1 in merito a questa tragedia. Cinquetti, direttore delle malattie infettive della provincia di Belluno, dell'USL, scusate, numero 1 Dolomiti, amaro, una sconfitta per la medicina. Christian aveva sia i vaccini obbligatori sia quelli non obbligatori, come quello per il pneumococco. Il dottor Nawel Fiorito, il ciclo vaccinale prevede 3 dosi. Il bambino aveva eseguito le prime 2 dosi e si apprestava a fare anche la terza. Foto di copertina: Belluno, i fratelli Mazzucco lasciano dopo 30 anni. Le ultime pizze, oggi chiude l'F40. Oggi ultima pizza da Giannino, l'F40 dopo 30 anni chiude. Il turismo risale, ma serviranno 4 anni per brillare. Notizia riportata dal convegno che si è tenuto nella giornata di ieri nella Camera di Commercio di Belluno Treviso. Cresce il turismo, ma il saldo di arrivi e presenza in rapporto al periodo pre-Covid è ancora negativo. Ci vorranno 4 anni probabilmente per recuperare il gap lasciato dalla pandemia. A dirlo Mario Pozza, che guida la Camera di Commercio appunto di Belluno Treviso. Santo Stefano di Cadore, la Corte dei Conti approva il piano, il Comune evita il commissariamento. La Corte dei Conti approva definitivamente il piano pluriennale di riequilibrio finanziario del Comune di Santo Stefano. Si evita così che a Palazzo Alfarè entri il commissario e anche il rischio che il principale comune comigliano dovesse limitarsi all'amministrazione ordinaria, il tutto nel mezzo di importanti trattative. Santa Giustina, donna uccisa da un'auto, 10 mesi di reclusione e sospensione della patente per 1 anno è la condanna chiesta ieri mattina dal pubblico ministero nei confronti di Kid Fontana. Si tratta del pilota di rally, 40 anni, di Sospirolo, che il 18 gennaio 2019 investì e uccise Vittoria Maria Cappello mentre attraversava la strada a Santa Giustina a pochi metri dalle strisce pedonali. Gennaro Pisacane, responsabile della sede di GS Risarcimento Danni che assiste la famiglia: Maria è stata falciata, possibile che la sua vita valga così poco? Questa è la dichiarazione. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: messi in fuga dai lupi, i cervi bloccano la strada, animali spaventati in centinaia sulla Gordina, come si può vedere da questo scatto. Longarone, rilancio della MIG, la ricetta di Padrin, presidente della provincia e sindaco del comune di Longarone: dobbiamo intercettare più stranieri. Ancora sport, biathlon, riparte la stagione di Vitozzi, quest'anno sono migliorata. Il concerto, serata Decol, l'ex sindaco che amava la musica. L'approfondimento di De Donà a pagina 15. Ancora il pago, le bollette ma non solo, Santa Croce resta senza edicola. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In questo caso in primo piano anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al dramma che ha colpito una famiglia bellunese. Questo è il titolo: il suo cuore batte ancora, morto di meningite a 15 mesi. Christian ha donato anche il fegato. La mamma: fate chiarezza per salvare altri bambini. Il cuore di Christian continua a battere. Mamma Olesia, scusate, è disperata per la morte del suo unico figlio ucciso a 15 mesi da una meningite fulminante, ma la scelta di donare gli organi è un legame profondo. Lui vivrà in 2 bambini. Il piccolo era vaccinato contro lo pneumococco, ma l'immunizzazione copre appena 13 ceppi dei 90 esistenti. Oggi il funerale. L'approfondimento di Contento e Dallanese da pagina 14 a pagina 15.
Comunità di bacino, acqua, rincari sulla bolletta, si pagherà il 3% in più. L'approfondimento di Forzina, pagina 17. Valboite, Centrocadore, varianti sull'Alemagna, ora partono le gare d'appalto e ancora Santo Stefano di Cadore, ok al rientro ventennale dei debiti del comune. Foto di copertina invece dedicata alla musica bellunese, Belluno, una sala prove per cantanti e band, lo spazio dell'ex Piave autogestito dai musicisti. Microfono e martello, riprende l'attività nelle nascente sala prove allo spazio ex in via Tiziano Vecellio tra musica, workshop e ricerca di nuove forze per completare i lavori alla struttura rimasta incompiuta. I lavori già avviati termineranno in tempi brevi e daranno al capoluogo una sala dove i musicisti potranno esibirsi e perfezionarsi. L'approfondimento di Ruffini a pagina 18. Ecco quindi la prima pagina del Corriere delle Alpi, entriamo al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Politica, pagina 2, Meloni frenata sul POS. La Premier pronta a ogni responsabilità, anche se conta elettoralmente, dialogo con Bruxelles sui pagamenti elettronici, tagli alle entrate e alle carceri. La manovra non aumenta i salari e non combatte evasione e precarietà, c'è bisogno di una mobilitazione del Paese per provare a cambiarla. Queste le dichiarazioni di Maurizio Landini, segretario generale del sindacato CGIL. Il tiro di Salvini sui progetti, pura fantasia finire entro il 2026, il piano verde UE, un suicidio, la task force europea in Italia per verificare l'avanzamento delle opere del PNRR. E l'UE boccia la norma sul bancomat, così violate gli impegni del PNRR, l'esecutivo pronto a cancellare il provvedimento, se non si può fare non lo faremo, non comprometteremo il piano, il monito di Lagarde, l'Italia deve fare le riforme, la task force sul recovery preoccupata per la lotta all'evasione. Questa è la vicenda. L'avvio delle multe per i commercianti privi di POS era stato anticipato a giugno scorso dal decreto PNRR di Draghi. Nella prima bozza della finanziaria c'era un tetto a 30 euro per non accettare le carte, poi alzato a 60 euro. Per i piccoli importi i negozi potrebbero rifiutare le carte senza conseguenze, una misura che affianca la stretta sull'e-commerce. Si parla di energia, pagina 4, extra profitti, stangata del 50%, l'ira delle aziende è insensata, arriva il contributo di solidarietà per 7.000 imprese del settore, vale 2,56 miliardi, gli analisti di Equita, le compagnie più colpite saranno A2A, Enel, Iren, Erg e Acea. E vediamo la società del comparto in borsa con gli andamenti dal novembre 2022 fino alla giornata di ieri. Le pensioni, maxi stretta su opzione donna, la finestra non sarà più per tutte, dopo le polemiche si cambia ancora, uscita a 60 anni solo per le lavoratrici svantaggiate, la platea si riduce a quota 2.900, una spesa di 400 milioni in 6 anni invece di 1,8 miliardi. La nostra famiglia spazzata via, la tragedia di Ischia che ci porta in campagna, i coniugi Monti ancora dispersi, trovato morto anche il terzo figlio, lo strazio dello zio e del nonno, quando ho aperto la porta la loro casa non c'era più, il fango li ha uccisi dove noi siamo cresciuti. Le minacce per il nostro territorio, a ulteriore approfondimento che riguarda anche il Veneto, l'83% dei comuni veneti è a rischio idrogeologico, pericolo frane e alluvioni, Ispra, nella regione 2,5 milioni di persone vivono in luoghi che potrebbero essere allagati, le cause sono urbanizzazione, abbandono delle zone rurali e cambiamento climatico. Sanità veneta e sociale a secco, sindacati in piazza, la regione stanzi più fondi al bilancio, protesta di CGIL e Cisle Uille, urgono risorse per case di riposo, asili, scuole materne, centri residenziali e alloggi pubblici. Si parla anche di autonomia, a pagina 10, tema che interessa anche la regione Veneto, stretta sui livelli essenziali previsti nella manovra, la devoluzione in un anno. Il ministro Calderoli annuncia la cabina di regia, ma il Sud e Bonaccini frenano. Pagina 11, Agism, AIM, tutti contro tutti, bocciato l'affare Compago, si parla di economia in Veneto, il CDA abbandona il discusso accordo di acquisizione voluto dall'amministratore delegato Quaglino, assemblea il 7 dicembre, il presidente Casali sfiduciato dal sindaco di Verona.
E adesso passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, purtroppo con la tragedia che ha colpito una famiglia del capoluogo, la tragedia di Cavarzano. Cristian ha donato cuore e fegato, la mamma rivivrà in 2 bambini. Gli ultimi giorni una vera odissea, a Padova la scoperta della meningite e il tentativo di una operazione disperata. Il cuore di Cristian batte ancora, il piccolo stroncato da meningite a 15 mesi salverà i 2 bambini che riceveranno uno il suo cuore e l'altro il suo fegato. I 2 organi sono stati donati, prelevati dal corpicino all'ospedale di Padova nella notte tra sabato e domenica, hanno avuto destinazione a Roma e a Torino, dove attendevano i 2 pazienti. Era stato visitato e dimesso lunedì, nessun sintomo di meningite, il primo accesso a San Martino passando dal pronto soccorso. Dopo 2 giorni la crisi e la richiesta del pediatra di un ricovero. Il piccolo era vaccinato contro lo pneumococco, l'amarezza dell'USL, medicina sconfitta, già somministrate 2 delle 3 dosi, l'ultimo appuntamento rinviato, Cinquetti, rara forma batterica, l'evoluzione drammatica in poche ore. Esistono 90 pneumococchi, l'immunizzazione ne copre solo 13, questa è la dichiarazione del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'USL, numero 1, Sandro Cinquetti. Pagina 16, il TAR dà ragione ai sindaci, a Belluno in ballo 4 milioni. Per i giudici 10 anni fa lo Stato sbagliò i conti nel passaggio da l'ICI all'IMU, 4 comuni bellunesi avevano fatto ricorso, sul piatto consistenti ristori. E adesso una notizia che interessa a tutti i bellunesi: bollette dell'acqua più care, dal 2023 si pagherà il 3% in più. L'aumento, che era stato congelato nel 2021, sarà applicato a partire da gennaio, dibattito intenso sul nodo degli 800.000 euro chiesti dal gestore agli utenti. Nuovi rincari nel 2025, in 4 anni la tariffa crescerà quasi del 20%. Capoluogo nell'ex Piave, pronta la sala prove, sarà autogestita da giovani musicisti, potrà essere utilizzata gratuitamente dai gruppi emergenti, chi vivrà lo spazio collaborerà all'organizzazione di eventi. Continuiamo con pagina 19, economia bellunese. Le aziende che innovano e non inquinano premiate dalla Camera di Commercio, cerimonia di consegna dei premi agli imprenditori bellunesi più meritevoli, il presidente Pozza, ma servono coesione e capacità di fare squadre. Vediamo appunto i premiati nella giornata di ieri nel capoluogo bellunese. In via Agordo, schianto fra 2 auto, i vigili tagliano il tettuccio ed estraggono il ferito. Fortunatamente non ci sono state vittime. Continuiamo invece con pagina 21, Feltre, l'Enna Sport Villaga rinuncia ai lavori, convenzione sede ridotta da 18 a 6 anni, l'ex sindaco Perenzino dovrebbe farsene carico l'amministrazione, l'assessore Bono nel 2023, valuteremo se usare lì i fondi di confine. Ancora dal Feltrino, lo scuolabus comunale non arriva, a furia a noi una tantum di 400 euro ai genitori del bambino. La Mona saranno mamma e papà ad accompagnare il figlio a scuola, l'assessore Dall'Agnol, in ritardo i fondi per le attività del vicinato. Pezzi di Cesio Maggiore, 100 anni della parrocchia, commessa, torta e un albero. E ancora Santa Giustina, investì un'anziana alle porte di Meano e rischia 10 mesi di carcere. Siamo a pagina 23, Serena del Grappa, contro il caro energia, alberi senza luminarie e metà lampioni spenti. Querovas, in Valle di Schevenine si celebrano le tute gialle della Protezione Civile, appuntamento per domenica 4 dicembre, Pedavena, al vaglio il codice etico dei dipendenti comunali. E ancora Sovramonte, benemerenze, pranzo e festa per i donatori di Sovramonte, rinnovato il consiglio. Passiamo a pagina 24, Borgo Valbelluna, Mel torneranno a vivere le antiche mura della Carrera, via libera al progetto per il ripristino del tracciato che da Puner sale in centro. Cesa, il sindaco del comune di Borgo Valbelluna, è una delle strade storiche più belle, sistemarla darà lustro al capoluogo. Limana, sostegno dal comune all'asilo di Santa Maria Assunta, e ancora a passo di corsa i bersaglieri bellunesi radunati a Mel. Siamo a pagina 25, dormiva al freddo sotto la pensilina del bus, i ponti alpini gli regalano coperte e un risotto. Guardia di finanza, carabinieri e SUEM sono intervenuti in Viale Dolomiti per un uomo che diceva di essere iracheno. Oggi a Possi il GAL incontra i giovani programmando il futuro, Tambre, regolamento della Tari, domani in consiglio. Ancora Ponte nelle Alpi e Longarone, oltre 2 tonnellate di alimenti raccolti grazie al volontariato. Passiamo a Cenceniga Gordino, papilloma, virus e prevenzione, i giovani agordini sono attenti. In molti hanno visitato lo stand informativo organizzato da CTO Triveneto, la presidente De Zanette e la ginecologa Favretti. L'arma principale è il vaccino.
Dalla Marmolada fino a Udine, Emanuele Pastore Comigliavi, il 28enne dal Molino, ha deciso di seguire la tradizione di famiglia. Più che un lavoro è una malattia, la solitudine non la sento. E ancora Val di Zoldo, conti e lavori pubblici, domani in discussione. Passiamo a Cortina, Valle del Boite, Centro Cadore, varianti di San Vito, Valle Etai, via libera, le gare di appalto aprono a metà dicembre. Lunedì ANAS si incontra in prefettura i sindaci dei 3 comuni, il programma indica 2 anni e mezzo di lavori. Cortina, Starlight Room, le regole valuteranno nuove concessioni. Ancora da Cortina, le regole rinunciano alla gestione delle rocce, troppi i costi e i rischi. Passiamo in Comelico, Santo Stefano ha approvato il piano di riequilibrio finanziario, la Corte dei Conti concede il rientro ventennale dei 2 milioni che avrebbero potuto portare il comune al dissesto. Nell'amministrazione torna al sereno e il sindaco Meneghetti non pensa più a lasciare. I più piccoli alla scoperta delle attività rurali che fanno grande il territorio, notizia che ci porta nell'azienda San Vido della famiglia Pordone che ha aperto le sue porte, l'emozione dei bimbi di prima e seconda elementare a contatto con il bestiame. Cortina, il sindaco Ade Zanna a presentare mozioni a una procedura. E continuiamo con cultura e società. Negli abiti di Piera e della sua modernità sento la forza delle donne del Novecento. Michela Cescone nel ruolo di Degli Esposti apre questa sera su Rai Storia, il ciclo condotto da Angela Raffanelli dedicato a grandi figure femminili. Giorno e notte, 5 appuntamenti tra musica e balletto, sarà un Natale ricco con Cortina Teatro Musicantus, presenta gli eventi dal 18 dicembre all'Epifania e anticipa le date primaverili all'Alexander Girardi Hall. Sport, Bassani, weekend a casa di Valentino, bello sfidare tutti questi campioni. Motociclismo, il serenese era tra gli invitati alla 100 km al ranch di Tavuglia, Rossi simpatico, ma lì il più forte è suo fratello Luca Marini. Volley a 3, Maccabruni orgoglioso della sua Darolda, reazione da grandi con il San Giustino, l'alzatore soddisfatto per il ritorno alla vittoria. Se siamo al meglio diventiamo insuperabili da tutti. Hockey, Alps League, il Cortina va a Klagenfurt con il secondo posto nel mirino. E ancora ciclismo, Sospirolo festeggia per l'assegnazione dei tricolori a squadre, si correrà il 22 luglio. Ciclismo, Piol, con il 2022 il Covid è alle spalle. Ancora calcio di Serie D, Corbanese, il rigore fallito alle spalle, l'errore pesa, ma guardiamo avanti. Il capitano della Dolomiti Bellunesi, l'intesa con Swiderkowski sta migliorando, ora ci capiamo. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo in prevalenza nuvoloso ma con qualche schiarita nelle prime ore, precipitazione, probabilità nella prima parte della giornata nulla o bassa e poi nel complesso bassa per locali lievi fenomeni eventualmente nevosi da circa 700.000 metri, prealpi e fino a fondovalle sulle Dolomiti. È davvero tutto per questa edizione di Nicola Bellun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.